Oggi è il primo giorno di saldi per il Veneto e buona parte delle regioni italiane, ad eccezione, lo dico in velocità, della Sicilia e della Basilicata, che hanno già iniziato il 2 di gennaio, seguite dalla Valle d'Aosta. Accanto a me c'è Riccardo Capitanio, presidente Federmoda Confcommercio Veneto, e sottolineiamo anche la sua vicepresidenza a livello nazionale, sempre per il comparto e la categoria. Una giornata lungamente attesa e già dalle prime immagini che vi regaliamo dal centro storico di Padova potete scorgere comunque che c'è movimento e ci sono molte persone che hanno le famose shopper, cioè le borse per fare lo shopping, gli acquisti. Un giro d'affari importante. Quale è il budget e la spesa stimata per quanto riguarda il territorio? L'ufficio studi di Confcommercio Ascom Padova ha stimato 140 euro la spesa pro capite per i saldi. Ricordiamo che è un giro d'affari provinciale di 50 milioni di euro. Quindi a livello nazionale, la interrompo, 15 milioni di famiglie che si dedicheranno allo shopping per un giro d'affari di 4,7 miliardi di euro. Prego. È un dato importante, è un momento importante anche per i fashion retailer. Oggi primo giorno feriale, come è stato l'anno scorso, però è un giorno un pochettino più attivo. Registriamo con il nostro benchmark, con i nostri riferimenti, i retailer di riferimento, abbiamo un 3-4% di aumento rispetto all'anno precedente. Il 5% è quello che cerchiamo di arrivare a fine giornata. Certo, i saldi, oggi è il primo giorno di saldi, però i saldi a parte durare fino al 28 febbraio, però diciamo che il weekend forte finirà domenica, quindi andiamo a prendere i dati domenica per avere i dati reali e vedere a quanto siamo di differenza. Certo, se andiamo in scia di dicembre, il fatturato sicuramente andrà meglio dell'anno scorso. Esatto, Presidente, voglio arrivare proprio a questo punto, cioè questa è un po' la coda delle festività, complice appunto questo ponte della Befana, vi sta aiutando, c'è ottimismo per il comparto? Sì, c'è ottimismo. Da una parte abbiamo, come Presidente Veneto, vedo molti turisti anche dalla parte delle montagne, quindi un pubblico turistico, e anche su Padova, che Padova sempre più ha una parte turistica con un fatturato importante, quindi andiamo a vedere, ad aspettare anche le persone, i padovani che tornano dalle vacanze, che fanno acquisti, ecco, quindi diamo un ventaglio. Con la coda dell'occhio sto cercando di scorgere se alle nostre spalle, proviamo, però forse sono stranieri. Voglio intercettare qualcuno per... Ecco, signora, posso chiederle? Non risponde. State girando un pochino per fare shopping, visto che oggi è il primo giorno di saldi? Sì, stiamo facendo un giro. Avete già addocchiato qualcosa, le chiedo? Io no, la mia compagna sì, qualcosa. Avete un budget che vi siete... No, non ci siamo prefissati, se troviamo qualcosa che ci piace. L'occasione, la famosa occasione, io la ringrazio, grazie per essersi reso disponibile. Guardate, questa ragazza è piena di borse di shopper, lei sicuramente ha approfittato. Come sta andando comunque per quanto riguarda il settore? Ricordiamo gli apri e chiudi, mordi e fuggi, dettati purtroppo, ahimè, di 2 anni di pandemia. È un settore che si sta rinnovando, abbiamo dei negozianti, dei retailer che stanno investendo molto sull'omnicanalità, e ricordiamo che ormai il processo di acquisto inizia dal cellulare, la gente cammina, guarda il cellulare, deve essere attratta per portarlo poi come driver all'interno dei punti vendita, quindi innovazione in primis è quello che diciamo sempre come Federazione Moda Italia, è quello che divulghiamo ai nostri associati. E quindi cerchiamo sempre di essere innovativi. Lei mi parla di innovazione, mi viene subito alla mente che c'è stata poco tempo fa, non si è ancora esaurita, la diatriba legata ai pagamenti elettronici. Come gestire appunto questa situazione? Sì, è una battaglia che purtroppo il governo ci ha fatto fare con il consumatore, e invece era una battaglia che doveva essere gestita tra noi commercianti e il sistema bancario. E noi ormai dagli anni 90 che accettiamo pagamenti elettronici, non li abbiamo mai rifiutati, se non in qualche caso di qualche collega ovviamente.
Un dato importante e significativo è che nel mese di dicembre 2021 un terzo dei pagamenti era digitale, quindi con moneta elettronica. Nel 2022 2 terzi è digitale. Ovviamente andiamo nella quasi digitalizzazione completa. È come rifiutare un pagamento quando un cliente lo fa? Impossibile, ed è anche perché noi cerchiamo di dare tutti gli strumenti e qualsiasi strumento affinché il cliente si Presidente, soddisfa. diamo anche dei consigli già che ci siamo e poi chiudiamo perché è una diretta, il tempo è quello che è a disposizione. Un piccolo, insomma, una guida all'acquisto. Quali sono i cardini importanti sia per il consumatore che insomma anche per tutelare chi vende? Sì, i saldi sono principalmente gestiti dai negozi fisici. Il cliente, diciamo, che ha i veri saldi nel negozio tradizionale, nel negozio fisico, nel negozio di città. Quindi l'esempio del giubbotto che stava sempre controllando da settembre dal cartellino fa presto a verificare il prezzo, quindi questo è il primo consiglio: verificare sempre il prezzo di acquisto, il prezzo di cartellino. Certo che la normativa obbliga il commerciante giustamente ad avere nell'etichetta il codice il prezzo di cartellino, la percentuale di sconto e il prezzo di realizzo. Ovviamente il cambio della merce è obbligatorio da parte del commerciante in caso di difetti o vizi occulti, non è obbligatorio in caso di cambio taglia o cambio prodotto, quindi è sempre a discrezione del commerciante. Ormai realizziamo che il 100% dei commercianti lo cambia, comunque la merce viene cambiata senza nessun problema. Se non ci sono domande io ringrazio Riccardo Capitanio, Presidente Federmoda Confcommercio Veneto e Vicepresidente nazionale, e cedo a voi la linea in studio.